Tante le iniziative in calendario in occasione della ricorrenza del 25 novembre, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Diverse le associazioni che si sono mobilitate in tal senso, tra queste la FIDAPA in collaborazione con Euroform Agrigento hanno promosso un incontro sul tema femminicidio da Dante a giorni nostri, no alla violenza, tra gli interventi quello di Salvatore Licata, presidente di Euroform, Carmelina Guarneri della FIDAPA, interventi anche del presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, il magistrato Andreino Occhipinti. Anche alla scuola media Pirandello di Porto Empedocle, al Plesso Rizzo, diretta dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa, organizza un evento in tema, tra gli interventi quello di Antonella Gallo Carrabba di Telefono Aiuto, di Francesco Pira, sociologo, di Lucia Picone, psicologa, di Sabina Castiglione di Amnesty International, di Olga Milano del Soroptimist, di Agrigento, la partecipazione attiva di tanti studenti con canti e balli in tema. Altra iniziativa è quella del Soroptimist di Agrigento, diretta da Margherita Trupiano, sulla giornata Orange in the World, colora di arancio il mondo, 16 giorni di attivismo nel nome delle donne vittime della violenza, che ha visto la partecipazione di tante amministrazioni comunali, istituti scolastici, la squadra di pallavolo femminile della SEAP, le farmacie aderenti all'Atifar Fedefarma, che avrà inizio giovedì con un minuto di silenzio nelle scuole alle 8:30, alle 18 una messa all'Immacolata Concezione in memoria delle vittime del femminicidio, quindi al termine la deposizione di un mazzo di fiori sulla panchina rossa a Porta di Ponte. Altra iniziativa è quella organizzata al Gallo di Agrigento, un convegno dal Lions Club Valle dei Tempi, presieduto da Susi Agono, moderato dalla giornalista Margherita Trupiano, dal titolo Basta violenza sulle donne. Come noi sappiamo, ogni anno il 25 novembre abbiamo la ricorrenza dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi lavoreremo presso l'Istituto Gallo su questa tematica. Stiamo organizzando un incontro, un convegno che vedrà la partecipazione di illustri relatori che si dedicheranno a trattare la tematica, ciascuno secondo il proprio settore. Avremo un intervento video della dottoressa Paratore che ha contribuito alla nascita della stanza rosa, il referente del codice rosa a Messina. Oggi si sta creando la stessa opportunità anche ad Agrigento e su questo interverrà la dottoressa Di Ripoli. Avremo anche la presenza della dottoressa Pullara che come comandante coordinatore della Polizia Penitenziaria darà il taglio importante relativo alla giurisprudenza, al giudiziario, e poi avremo il professore Francesco Pira, nostro socio e grande sociologo, che interverrà appunto da un punto di vista sociologico, ma sicuramente non saranno esclusi gli alunni, i quali parteciperanno e intermezzeranno gli interventi con delle letture o con dei balli, dei canti, della musica, e quindi ancora una volta una sinergia in cui il club Agrigento Valle dei Templi mira alla promozione di service che, oltre a coinvolgere la comunità, sicuramente vogliono coinvolgere i giovani, le scolaresche, perché se la famiglia è il luogo in cui la formazione deve nascere, invece la scuola è il luogo in cui questa formazione deve consolidarsi. Deve sicuramente avere un ruolo importante. La scuola ha un ruolo importante quindi per quanto riguarda la sensibilizzazione e la formazione, e noi come Lions non ci sottraiamo mai ad essere presenti soprattutto tra le scolaresche. Un altro personaggio straordinario che ci accompagnerà durante questo evento è la giornalista Margherita Trupiano, che farà da moderatore e che comunque impreziosirà questo evento, che si svolgerà appunto, come dicevo, nella mattinata del 25 novembre presso l'auditorium dell'Istituto Gallo.